Dopo i successi internazionali e a Mario, dopo aver vissuto lunghi anni in un basso, per noi napoletani si chiama Wascia. Infatti quando una persona è bassa di statura, noi diciamo che è Vascia, però il vascio è proprio il basso dove ci si abita dentro, almeno anticamente ce n'erano tanti, poi ce ne stanno pochi e costano tanti soldi per chi li vuole comprare. Allora, negli ultimi anni Mario con la famiglia si trasferì in casa di affitto, perché lui non ha mai avuto una casa di proprietà, lui non è che guadagnava tanto. Si trasferì al Viale Elena, oggi si chiama Viale Gramsci, è nei pressi della Torretta a Napoli. E le condizioni della moglie purtroppo non erano tra le più buone, quindi si aggravavano giorno per giorno e la povera Edalina cominciava a stare male. Lui si preoccupava tanto. E allora si affittarono questa casa e in un piano sottostante andò ad abitare una figlia. E a Mario non è che se la passava tanto bene anche in salute, per cui la figlia preferì portarlo giù in casa sua per non fargli assistere a tutti questi movimenti in casa, i medici che andavano e tornavano, Adelina che soffriva, quindi lui si disperava, poverino, per non fargli assistere a queste cose lo portarono giù. Dopo un po' di giorni la povera Adelina se ne andò e lui, non vedendo la moglie, chiamò la figlia e dice: Nannè, ma Adelina non ci sta più, Adelina è morta. E la figlia naturalmente non poteva nascondergli il tutto e annuì. Da quel momento lui non volle più mangiare, non beveva più, non voleva fare più niente. Così si aggravò anche lui e man mano, in modo lieve, ma in modo volontario, si lasciò andare. Il suo ultimo giorno di vita fu proprio il giorno del suo onomastico, San Giovanni, che ricorre il 24 giugno, e questo avvenne nel 1961. A Mario naturalmente sono stati resi tantissimi onori nella città di Napoli, ci sono tante scuole intitolate a lui, ci sono strade, circoli, piazze, anche in altre città d'Italia. Ha meritato tutto questo. Anzi, pensate, quando venite a Napoli e fate una passeggiata per via Caracciolo, a un certo punto c'è il Borgo Marinari, dove c'è stata tutta una sfilata di ristoranti rinomatissimi nel mondo. Alzate gli occhi, all'inizio c'è una targa, ci sono le prime strofe della canzone Santa Lucia Lontana, cioè partono i bastimenti, e poi il nome sotto è Mario. Questa è la storia di Mario, ovviamente non vi ho raccontato tutto perché non ce la faremmo in una sola trasmissione. Allora adesso andiamo avanti con un'altra canzone. Nonostante lui avesse vissuto e abitato in un basso, non omise di scrivere una canzone proprio che parlava di questo basso, però la storia è ben diversa, perché in questo basso abitava una bella ragazza, una di quelle belle famose ragazze napoletane, proprio che esprimevano, che mandavano fuoco dagli occhi, la bellezza, la simpatia, il calore, la veracità della ragazza napoletana. Sicché questo ragazzo che si innamora era un altolocato, il papà e la mamma erano dei nobili. Quindi quando la famiglia di lui venne a sapere che si voleva fidanzare questo ragazzo, dice: non esiste, tu sei una persona per bene, tu sei altolocato, tu sei ricco, ti metti con una guaglione in due. Ma come sappiamo bene, signori miei, al cuore non si comanda. Il ragazzo volle sposare questa donna e così fu scritta la canzone dai maestri Cardarola e Mario, che si intitola O Vascia. La canta un artista straordinario. Già il nome vi dice una storia. Flavio Fierro. A gente che mi vede sentinella, non sa stu Vascia la mattina sera, dice: ma chi sta persa il cervello, ma come se c'è cade sta maniera? Ma io voglio bene a una figliola che sta in due Vascia e non è vasciaio. No, stu Vascia non è Vascia, una reggia è la meglio reggia. E sì signora padre è masterascia, e sì signora mamma è un pagliaseccia. M'hanno fatto che la figlia è una vera meraviglia, che per sbaglio è nata là. E la mamma dice: no, signore mio, a sto secondo piano non sia mai.
o padre dice quando è certo di io in chiana terra c'è sto buono assai e la figlia che è una bella zitta può sta con loro quando si mari no, sto fascia non è fascia una reggia meglio reggia e sì signora padre è mastrascia e sì signora mamma è un baglia seccia m'hanno fatto che la figlia è una vera meraviglia la per sbaglio è nata là. E ieri sera mi sono appiccicato che i genitori miei hanno ragione papà che è pronipote titolato dice a dove a fermi che sto blasone ma io penso che per due occhi brillanti c'è una cavalla pure un rignato no, sto fascia non è fascia è una reggia meglio reggia e sì signora padre è mastrascia e sì signora mamma è un baglia seccia m'hanno fatto che la figlia è una vera meraviglia la per sbaglio è nata là. E sì signora padre è mastrascia e sì signora mamma è un baglia seccia m'hanno fatto che la figlia è una vera meraviglia la per sbaglio è nata là.